L'Orto Botanico di Padova è la storia della sua università. È il primo orto botanico al mondo, fondato nel 1545 e diventato patrimonio UNESCO nel 1997. Ha visto una forte crescita dal 2014, quando sono state inaugurate le nuove serre didattiche dell'Orto della Biodiversità. Il primo sito UNESCO nella città di Padova venne dichiarato patrimonio dell'umanità nel 1997 e oggi siamo qui proprio per presentare il nuovo piano di progettazione, perché da allora molte cose sono cambiate all'interno dell'orto botanico. E già nel 2014 l'orto botanico ha raddoppiato la sua superficie con le nuove serre della biodiversità, quindi le 5 serre della biodiversità. Abbiamo inaugurato anche quello che adesso è alle mie spalle, che è il Museo Botanico. Ora è stato presentato il piano di gestione 2025-2031, un documento che racchiude le azioni che verranno compiute nei prossimi anni, dentro e fuori all'orto botanico. Il piano di gestione alla fine ha 24 diversi tipi progetti che si concretizzeranno nei prossimi 6 anni. Alcuni di questi appunto sono a livello delle nostre infrastrutture, altre invece sono azioni di interazione con diverse comunità. Giusto per menzionare qualcuna, appunto, ci sono una serie di attività per riuscire a coinvolgere di più quelle che sono ad esempio le comunità del territorio, che possono essere appunto i cittadini, come anche diverse associazioni che hanno degli scopi specifici con i quali abbiamo appunto iniziato un'interazione che continuerà nei prossimi anni. Confrontarci con il territorio, ma non solo, perché anche i rapporti con gli altri orti botanici sono fondamentali per la crescita. Migliorare la nostra attività di conservazione per rendere sempre l'orto botanico sempre fruibile e visitabile, ma anche aumentare il coinvolgimento di tutti i diversi tipi di comunità con le quali interagiamo, che sono gli studenti dell'Università di Padova, sono tutti i cittadini di Padova, sono tutti i visitatori che ci vengono a visitare, come anche la comunità di ricercatori che studiano le piante come noi.